Agrigento non dimentica Carmelo Baio e Calogero Reale. Nel giorno del 65° anniversario della tragedia nella miniera belga di Marcinelle, in cui morirono 262 minatori, di cui 2 della frazione di Montaperto di Agrigento, l'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alle vittime agrigentine. Nella giornata di ieri domenica, nella piazza principale di Montaperto, dinanzi alla lapide, il sindaco Francesco Miccichè ha deposto una corona di alloro, quindi un momento di commemorazione in ricordo dei 2 minatori agrigentini e in generale dei 163 lavoratori di nazionalità italiana deceduti nella sciagura di Marcinelle. L'iniziativa è stata fortemente sostenuta anche dalla consigliere comunale di Agrigento Ilaria Settembrino, che nel corso del suo intervento ha voluto ribadire come la presenza a Montaperto non è un'abitudine ma un dovere morale e civile. Quella di oggi è per noi una commemorazione sentita ed essere qui come ogni anno non è un'abitudine ma un dovere morale e civile. È doveroso per noi ricordare i compaesani Reale e Baio che hanno perso la vita nella miniera di Marcinelle e tutti gli altri i cui nomi sono incisi su questa lapide. Tutti loro con enorme sacrificio hanno lasciato le proprie famiglie, le proprie case, la propria terra, in cerca di un futuro migliore che desse la possibilità a loro e ai propri cari di sopravvivere. La tragedia della miniera di Marcinelle è soprattutto una tragedia degli italiani immigrati in Belgio nel dopoguerra. Tra il 1946 e il 1956 più di 140.000 immigrati italiani lasciarono il paese. Era il prezzo di un accordo tra Italia e Belgio che prevedeva un gigantesco baratto. L'Italia doveva inviare in Belgio 2.000 uomini a settimana e in cambio Bruxelles si impegnava a fornire a Roma 200 kg di carbone al giorno per ogni minatore. Il nostro paese a quell'epoca soffriva ancora degli strascichi del dopoguerra, 2 milioni di disoccupati e grandi zone ridotte in miseria. E nel 1956, l'8 agosto, i 136 di loro rimasero sottoterra. Giornate come questa servono per ricordarci la nostra storia, i sacrifici che chi ci ha preceduto ha dovuto fare affinché noi oggi godessimo dei benefici del loro lavoro. Ma la storia purtroppo spesso si ripete. Parlare dei nostri connazionali che emigravano all'estero per cercare una vita e un futuro migliore non può non farci pensare a chi oggi arriva nelle nostre coste con il medesimo desiderio e il medesimo spirito. Per un malinteso, un disguido tra gli operatori in superficie e invece i minatori che si trovavano a 1035 metri sottoterra, proprio per un malinteso, uno di questi montacarichi dove venivano depositati questi vagoncini proprio ricchi di carbone, pieni di carbone, andava a portare un asse, una trave in acciaio, quindi si tranciava sia un cavo elettrico dell'alta tensione, si tranciava anche il cavo, quello che veicolava l'olio e anche quello che veicolava l'aria compressa proprio per il ricambio dell'aria. Quindi su 275, mi pare, minatori, 262 persero la vita. Di questi 262, 136 erano italiani. Di questi 136 italiani, 5 siciliani, e naturalmente di questi 5 siciliani, 2 erano agrigentini abitanti qui a Montaperto, che sono i primi 2 che noi leggiamo nella lapide. Questo che vuol dire oggi è un giorno quindi della memoria. La memoria perché è importante rivivere quello che è successo, prima per rendere onore a queste vittime che hanno perso la vita per un motivo nobile. Loro hanno abbandonato le loro case, hanno abbandonato le loro famiglie, hanno abbandonato i loro affetti per andare in terra straniera, quasi barattati dai governi, e poter andare a guadagnare qualcosa per poter poi rispedire alle proprie famiglie. Quindi questo fa onore a loro, è veramente l'argomento e la memoria principale di stasera. Poi, come anche altri hanno sollevato, 2 argomenti fondamentali che secondo me bisogna evidenziare in questa sede,
e che purtroppo, anche se parliamo del 1956, sono attuali come se fossero trasportati nel 2021. Il problema dell'immigrazione, come diceva anche il consigliere Settembrino, noi quasi ora siamo dall'altra parte e lo guardiamo con occhio diverso. Io voglio aprire una parentesi, perché fino a 9 mesi fa io facevo il medico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, distaccato a Porto Empedocle, e tutti quelli che sono sbarcati nelle nostre coste dal 1997 fino al 2020 li ho visitati io a Porto Empedocle, io assieme agli altri miei colleghi medici. Questo perché ve lo sto dicendo? Perché io ho visto negli occhi di questa gente la sofferenza, ho visto il dolore, ho visto la solitudine. Quindi io sto pensando adesso che nel 1956, ancora prima, c'era la sofferenza, c'era la solitudine nei nostri concittadini che purtroppo per problemi di lavoro, per problemi di sostentamento, dovevano abbandonare i propri cari.